Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Bentrovati, proseguiamo il nostro viaggio all'interno delle vitamine. Precisamente eravamo rimasti nel gruppo vitaminico B. Oggi andremo a vedere prima di tutto la vitamina B2. La vitamina B2 si trova negli stessi alimenti della vitamina B1, ovvero la troviamo nei lieviti, nei germi di cereali, nelle foglie, in certe frutte, come ad esempio le albicocche, il latte, il tuorlo d'uovo, il fegato e anche il polline. La sua importanza riguarda i fenomeni di regolazione cellulare. In sostanza opera sul metabolismo degli zuccheri, ma anche dei grassi e dei protidi. Inoltre è un equilibratore nutritivo, cioè ha un'azione benefica sulla pelle e sulle mucose e agisce sull'equilibrio intestinale. È anche un fattore di crescenza. La si trova quindi nei muscoli e nella retina, infatti ha una funzione nell'adattamento visivo della luce. L'ipovitaminosi, ovvero una carenza di vitamina B2, procura dei problemi, procura disturbi gastrointestinali di vario genere, come l'enterite, difficoltà anche di riassorbimento dei grassi, lesioni oculari, che possono essere disturbi visivi come le cataratte, ma anche lesioni della pelle, delle mucose, come le crepe, delle commessure, l'atrofia papillare della lingua e altri, e anche delle unghie, capelli opachi e fragili. Quindi si è visto che un arresto della crescita nei lattanti e nell'adulto è stato anche sinonimo di stanchezza e crampi. Quindi le principali indicazioni sono certe affezioni della pelle e delle mucose, come ad esempio gli eczemi, le congiuntiviti, le difficoltà di vedere al buio, l'enterite cronica, i crampi muscolari, l'asma, le emicranie, l'infiammazione della bocca, il ritardo dello sviluppo appunto nei lattanti. La vitamina B3 invece si trova nel frumento e nel riso e in numerose verdure della frutta secca e anche nel polline, eccetera. Quindi, come vediamo, la vitamina B è facile trovarla in vari tipi di alimenti. Ok, ora diamo uno sguardo un attimino a quello che è il discorso delle varie vitamine, quindi sia entrambi, sia la vitamina B5 che potrebbe essere la vitamina B6, generalmente sono sempre molto diffuse sia nel regno vegetale che a livello animale, le trovate spesso anche nei lieviti, nei tuorli d'uovo, quindi potremmo definire che perché appunto si parla del complesso vitaminico B? Si parla del complesso vitaminico B semplicemente perché è l'insieme del gruppo di vitamina B, tranne la vitamina B12 che andremo a guardare sempre in questa puntata, ma anche la vitamina B9, che spesso la sentite, come acido folico. E perché è importante? Perché è un fattore antianemico che ha avuto numerosi altri nomi, no? Ad esempio fattore V, vitamina M e vitamina BC. La vitamina B9 o l'acido folico è molto diffusa anch'essa, come vi dicevo, nel regno vegetale, soprattutto nelle foglie verdi, quindi se mangiate degli spinaci, degli asparagi o anche delle carote, delle patate e lieviti e soprattutto il fegato come carne degli animali, la trovate ed è molto utile all'interno, come vi ho detto, del discorso di anemie.
Quindi quello che in sostanza è importante è: bisogna assumere una particolare vitamina B? La risposta è dipende naturalmente da quelli che vi dicono, come nel caso della vitamina B12, che è una delle più importanti per quanto riguarda il suo gruppo, però generalmente è sempre opportuno prendere il gruppo vitaminico B, perché, come avete appena visto, sono un insieme importante di vitamine che sono indispensabili tutte per il nostro organismo. Adesso ci addentriamo bene nella vitamina B12. Parliamo della vitamina B12, è il più potente fattore antianemico oggi conosciuto. D'altronde è un'analogia strutturale con l'emoglobina. Se in qualche caso grave si arriva a somministrare, pensate, dosi fino a 1 grammo. Quando fu scoperta, una quindicina di anni fa, la si estraeva dal fegato naturale. Occorrevano, pensate, ben 4 tonnellate di fegato per ottenere 1 solo grammo. Le sue indicazioni, quindi vediamo la necessità nelle anemie di tutti i generi, perniciose, emorragiche, alimentari, nevralgie diverse, polinevriti alcoliche e diabetiche, dolori reumatici, affaticamento psichico ed intellettuale, anche colite e allergie. Così che dopo la vitamina C2, ma che vedremo poi in seguito, è la vitamina B9, in cui per diverse ragioni si sono dati nomi diversi, anche la vitamina B12 cambia nome. Ci sono voluti quasi 10 anni per accorgersi che i metodi di estrazione utilizzati in precedenza l'avevano snaturata, ma gli elementi naturali e vegetali che la contengono sappiate che non potranno mai cambiare. Si ritorna sempre alla stessa antifona: adottando un'alimentazione fresca e biologica e sana, si ha la certezza di assorbire la quantità di vitamine necessarie e di preservarsi da numerose affezioni. Quindi, ok, qualsiasi problema, che sempre con un aiuto del medico o dal naturopata, cercate sempre di utilizzare vitamine, in questo caso le vitamine del gruppo B12 o quelle magari singolarmente distribuite, solo per aiutarvi a disintegrare o togliere direttamente la problematica che vi può affliggere. Per quanto riguarda la vitamina B, direi di concludere. Poi successivamente andremo a guardare quello che è il discorso della vitamina C, che è molto conosciuta e adesso andrà molto bene per quanto riguarda il discorso del sistema immunitario. Però ricordatevi sempre che la vitamina B è molto utile negli sportivi, perché quando avete magari dei problemi infiammatori, quando avrete magari anche delle nevralgie, il nervo al trigemino, insomma la stessa sciatalgia, sappiate che il gruppo vitaminico B è fondamentale, perché va a agire sia sul sistema nervoso e sia va a disinfiammare quello che è il comparto muscolare. È vero che se una persona segue una dieta equilibrata ha già un dosaggio base per quanto riguarda la vitamina B, però è opportuno che in determinate situazioni magari voi fate affidamento a un professionista e vi potrà consigliare a livello naturale quello che potrebbero essere, ad esempio, un integratore alimentare adeguato al vostro scopo e al vostro fabbisogno giornaliero. Grazie come sempre per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Bentornati
Bentrovati amici, oggi vi do un piccolo consiglio. State sempre attenti a ciò che cliccate, perché altrimenti a livello di social potreste essere letteralmente fregati. Vi spiego. Molte persone sento che si lamentano dal fattore che dicono: ho provato a accedere su Facebook, non riesco più, non riesco più a entrare nel mio profilo, il mio profilo mi dà le credenziali errate e vedo dei post che non sono miei. Questo perché? Perché praticamente il vostro profilo è stato hackerato. Quindi cosa occorre fare per capire se il profilo è stato realmente hackerato? Beh, innanzitutto contattate non via chat, ma telefonicamente un vostro amico, un vostro parente che avete amico su Facebook, ad esempio, o Instagram, e chiedetegli se riesce a visualizzare quello che è il vostro profilo. Se la risposta è sì, significa che l'hacker o il malintenzionato ha semplicemente cambiato le vostre credenziali per poter accedere. E questo com'è possibile? Beh, esistono tantissimi metodi per poter hackerare Facebook anche senza bisogno di essere degli hacker professionisti. Uno dei più comuni sono i keylogger, sono dei programmi che questi permettono di registrare su una tastiera tutti, cioè quindi il computer riesce a memorizzare tutto ciò che noi digitiamo su una tastiera e poi invia al malintenzionato via email un'email con tutti i nostri dati d'accesso. Però chiaramente questi sistemi sono un po' utilizzati dai più giovani per magari dare una sbirciata o fare uno scherzo, quello che potrebbero essere magari i propri amici, perché la maggior parte di questi programmi deve essere inserito fisicamente sul computer. Però anche qui non tutto è perduto. Perché? Perché molte persone possono utilizzare la vulnerabilità dei nostri sistemi wifi oppure anche magari password molto semplici. Quindi quando la prima cosa da fare, innanzitutto, se vedete che il vostro profilo è stato hackerato, è quello di contattare l'assistenza di Facebook e chiedere un aiuto in modo tale che voi potete reimpostare quelle che sono le password. Anche se vi devo dare una notizia che magari non vi farà molto felice. Le assistenze per quanto riguarda i social network non sono proprio molto affidabili e la maggior parte delle volte non riescono a potervi dare una mano in questo settore. Quindi il mio consiglio è sempre il solito: cercate di utilizzare un generatore di password. Sono programmi che potete trovare anche sia per iPhone che per Android, che questi vanno a creare delle password molto lunghe e soprattutto molto molto resistenti, utilizzando anche caratteri speciali e non semplicemente il nome del vostro animale domestico o magari la vostra data di compleanno. Cercate soprattutto di non cliccare cose a caso. Vi faccio un esempio: poco tempo fa girava un video realizzato con l'intelligenza artificiale di Elon Musk, che voleva spiegare alle persone come poteva guadagnare un grosso quantitativo di soldi semplicemente facendo determinate operazioni. Poi ne è girato un altro anche con Pier Silvio Berlusconi. Ecco, diffidate da queste cose. Partite sempre da questo presupposto: la maggior parte di tutto ciò che trovate sui social, a patto, vi faccio un esempio, se voi state seguendo un podcast di Radio Libertà o comunque di una persona, di un attore che conoscete, già qua è un altro discorso perché sono profili controllati. Ma quando trovate pubblicità, quando trovate offerte, quando trovate soprattutto pubblicità di applicazioni di intelligenza artificiale, e su questo mi riferisco la maggior parte delle volte su Instagram, non cliccateci, perché una volta che installate l'applicazione, la maggior parte delle volte è un abbonamento che parte. Quindi mi raccomando, sui social occorre prima di tutto non postare nulla di vostro, non mettete dove abitate, mettete solo il luogo generico, Milano, senza mettere la via o il numero di telefono. Cercate di non cliccare mai, quando parlavamo dei file phishing, di non cliccare mai su email o su di richieste di messaggi che vi arrivano. Prestate molta attenzione alle richieste che vi arrivano, leggete bene quello che vi dice senza aprire.
perché ora esiste anche la possibilità che tramite Messenger, la chat di Facebook, ci sono finte persone che, se sanno che voi avete una pagina, sono finte assistenze del tipo: la tua pagina sta violando l'account per delle norme di copyright, oppure la tua pagina non è a norma, clicca qui per mettere a posto. Ecco, questi sono tutti malintenzionati, sono tutte truffe in cui, se voi premete di sopra, c'è il rischio che vi possono rubare l'identità, e soprattutto, se avete registrato le vostre carte di credito, è un attimo che possono tranquillamente farvi saltare tutto e recuperare. Quindi, in sostanza, godetevi i vostri social network nella totale tranquillità. La mia non è nulla di allarmante, nulla di ciò che già sapete, ma è semplicemente un modo per mettervi in guardia. Quindi cercate sempre di avere un sistema di protezione del vostro computer che sia un sistema integrato o di terze parti aggiornato. Cercate sempre di tenere il computer aggiornato, e soprattutto cercate di non mettere mai le stesse password per più di un'applicazione. Mi raccomando. Terza e ultima cosa: non collegate mai le carte di credito ai social network, e soprattutto, proprio come arriva via telefono delle chiamate di numeri che noi non conosciamo, diffidate sempre da chat o da richieste di amicizie di cui non conoscete, perché molte volte questo capita perché sanno benissimo che l'immagine è la prima cosa che un utente vede. Quindi cosa accade? Che magari una bella ragazza o un bell'uomo, in base se siete uomini o donne, vi cerca l'amicizia. Ecco, questi sono classici file phishing, sono profili che non esistono, che cercano apposta di farvi ingolosire in modo tale che voi cliccate. Basta cliccare anche una richiesta d'amicizia non idonea, che tutto naturalmente va al macero. Quindi, come sempre, grazie per essere rimasti in mia compagnia. Mi raccomando, cercate sempre di prestare attenzione sui social network. Alla prossima. Omar dropped it.